Te ciapi una tega, Vai. giusto? Te metti in mezzo alle gambe tue fa schifo. Te metti in mezzo alle gambe di una figa, Ciao, so capivo che volevi fare una roba in economia, ma un te, un fiamme, io no. Era del solito vi introduco, ma siccome che secondo me non ne andiamo fuori con l'introduzione, perché si mesi matti, partiamo già così. Abbiamo qui ragazzi, Take Backs. Io so. siamo là fuori a fare. Cosa saturato? Capì leggermente clippa, ma non Vabbè. importa. Comunque Misa, a parte Marco, birra analcolica, spiegami sta roba. Scusa. Ragazzi, qua c'è il futuro, birra Noi siamo anal. come Cristiano Ronaldo che Esatto. cambia roba che fa male. Birra anal, come ha detto Sgara appena adesso. Vedo, Anal. pensate perché se beste bottiglie qua di birra anal. Perché te No. puoi berle subito dopo, poi impilate nel culo. È più anal di queste che se mi dico. Vale, perfetto. Buon dai. Ecco. E ora, ma Buona. spiegami un attimo, beh, comunque qua siamo, che sono giunto? 25 di giugno. E se freschissimo. Freschissimo. E ora, adesso che Freschissimo. abbiamo fatto l'introduzione, beh, giacca, bello Aspetta un tutto, secondo, no, sono un caldo che contento. moro. Infatti, smetti questa che avevo. Oh, vuoi subito mostrare il fisico, ragazze. Ma no, ragazzi, guarda che Oh, non me ne frega. allora, butta là, butta là. io non me ne Oh. frega del mostrare il fisico. Comunque Gavi 4444 anni in do, giusto? Sì, abbiamo cifra tonda 88, se tonda perché se Dai. tutto... 22 anni per gamba, Sì. però. Abbiamo anche, avremo 30 centimetri, no? Perché ti te ne è 20 mi dice. Volevo- Pensavo io 28. Invece. E invece no, guarda, adesso lo vedi brutto, eccetera, però come so. te, oh, Niente da dire. Niente, guarda i polsini già va. Che bello. E mi ricordo fin là. Perché avevo capito. Riuscite a presentarvi i nostri telespettatori chi cazzo che sì? Sì, parla Tio. Beh, niente, siamo i take backs. Cioè, Beh, sa ma questo qua a parte sa che, dire a tutto. parte che mi sento anche un po' offeso perché dica chi siamo anche che lo sa. No, Non so, senti- per i pochi che non sanno chi siamo. Esatto, perché i pochi. Siamo i Take Backs, Giovannino Sgara, Cioè? Giovanni anche La boy band veneta per più eccellenza. ficca del Veneto. Sì, perché siamo l'unica. Esatto. Siamo l'unica. Sì. Vabbè dai, sia meglio di sicuro comunque. Sì, sì. No, non Ma abbiamo rivali. comunque mi chiedo, come mai sto nome? Come mai è nato sto nome? Bella domanda. E passo al mio socio Non Sgara. sai Ma- neanche io. E ora, intanto noi altri siamo buttati su sto panorama con l'idea che beh, ormai gay era non gay era. Il fatto di diventare una boy band, quindi con balletti eccetera, ne rapportava logicamente a rifare canzoni solo di boy band. Come boy band diciamo che saremo principalmente focalizzati su i Take That, Backstreet Boys. Diciamo Quindi- solo i Backstreet Boys perché stavano la canzone che ne una di Però qualche volta il culo, Però il ragazzi, nome è la Backs- hit, è la hit. sì. Dove ne sei di Backstreet Boys o più? No, No, di Backstreet Backstreet Boys Boys tutte quasi. praticamente. Eh sì, Serio? dopo che sei One Direction e che sei qualche volta il culo che ne ha rubato. Se l'inno, sì, cioè se Ma l'inno. posso dire da mia ignoranza? A proposito di rubare, dopo voglio dire salutare Sì, sì. Giorgio Gozzo, Giorgio. sempre nel nostro cuore. Sì, perché questa è una frase. Vabbè, Però non dopo non vogliamo spoilerare. E non stiamo vogliamo- bruciarsi le carte, No. che ho capito. Però non mi avevi risposto. Non mi avevi risposto. De cosa del nome? Allora, Era che era uno dei tre, diciamo, perché Ignazio siamo sempre stati in... Era, diciamo, avuto che ti dica una roba come siamo nati prima. Vabbè, siamo vai, andati vai, dalla vai, figlia vai. a tomare. E questa fase è la prima, ragazzi. Scusate, No, beh, ma se è giusto. Per caccia mia. Fatti Vai, capanna. vai. E praticamente, niente, ieri la sera che sto qua. Si da fare la scorrevole che a porta cavalla via. Sì, è un po' caldo. Sì, sì, sì. Vabbè, dai. Vabbè. Casomai puoi anche La spogliare. sera qua il signorino mi dice Giova, ciao, ieri ero a una festa della Casa dell'Amore che abitava Giorgio Gozzo. Riproviamo. Giorgio Gozzo! Tanto Cosa che stiamo- ragionare? Sì, il passo federale. E Visto che le praticamente ragazze qua da soli. Che sto finendo il video. Vediamo un cadere pixelato.
Oh, guarda, senti che aria adesso. Senti come che bobo. Però dai, Vabbè, insomma, Sì. questo qua arriva là, mi dice Giovannino con un Gol progetto, Giovannino con un idea. progetto, perché qua si parla di bare, se no mi ha fatto un messaggio anche per convincermi, Sì, guarda. qua balli, cose, una roba non si è mai visto. Siamo in 4, siamo in 5, sua mamma anche bara di tutto. Alla fine non mi convinceva, l'unica maniera di convincermi è sta festa qua, che a prima birra io ho detto no, bara, assime che pensare. Ma dopo un bicchiere a mezzo di vino rosso. Se sta subito sì, proprio, e là si sta a me rovina. Ma era anarcoica però. Però fondamentalmente, No, però Guglielmo è ancora fondamentalmente, Ah. no, fondamentalmente, quindi gli arrivo in 3, in 4, quando gli arrivo in Sono 3? partiti Miti e Michael. Michael che salutiamo. Sì, anche a mamma. Ma Michael, Ciao, ma ciao, Michael ciao. sei ancora fuori da gara o sei da dentro? Non so, Michael lo vedo spesso su foto. Eh? Io faccio a panoramica ormai. Ma sono talmente grosso. Mi diventa male. Adesso sei... Con gli anni anni che era, ma subito dopo si Ah sì, si è messo tranquillo. questo sta problema. Ah vabbè, ok. Quindi eravate in 3 all'inizio. Ma gli arrivo in 3, possibile anche a quarto. Ieri sinceramente doveva partire il progetto in 5. Pensati. In 5 perché Game il biondino che era Marco Bosco, che forse non neanche Mai ti visto. ricordi più. Ciao Marco Bosco. E dopo era Napo numero 1. Napo numero 1 assoluto. Ha scritto canzone ma non ha mai visto mettere a faccia. Ah, ecco, Gianluca si è partito con altri, anche ora il progetto si è nato un po' da me e nasevo via come, che ne so, tipo gli osservatori che va a cercare i tosati che Sì. e sui karaoke e guardavo sto qua mi piace, sto qua non mi piace e conoscevo sto Napo che era il numero 1 in assoluto, ma bravissimo a cantare, in più era molestissimo, cioè proprio tanto molesto, no? Che persone che esattamente moleste che c'è prima il microfono e adesso rutea tipo invece cantava di che canzone da penotti de oca, cioè pazzesco. E quindi ho detto sì che sta e che ho domandato un fiate senti insomma che crea sta roba se troviamo in scelta mi avevo scritto la prima canzone che era Problemi di tutti tanto per presentare il progetto. Bellissima. E da là che ne abbiamo scritte altre 2 o 3, dopo altre che abbiamo scritte insieme, e dopo sto Napo che ha sfornato dei pezzi tipo Gosbarà, pazzesca, una brutta quindi... esperienza, bellissima. Però la cantavate voi queste canzoni qua, sul CD? E parla italiano adesso. E Cantavate voi, poi siamo altri, dei pezzi a cantare, sì, siamo in abbiamo playback. scritto a Napo, sì, Ma gli perché- altri game poi che ne scrive canzoni Addirittura? Sì, ma cioè, Napo faceva parte, Napo era un take back, sai che a un ma non certo l'ha mai punto- cantato. E ora il progetto è nato logicamente molto prima di poi uscire Se al Napo. pubblico. Se Progetto Napo, Napo. molto bella. E quindi se è nato un po' prima, che abbiamo fatto 1 miliardo di prove, eccetera, eccetera. A un certo punto, la gente che era là, secondo me, gli attaccava a percepire il fatto che poteva diventare una roba di successo, tra virgolette, nel senso Vedi che è successo? che poteva essere una roba comunque da mettere a faccia, da fare dei video, da andare su un palco, eccetera. E quindi non si parlava più del karaoke, si parlava di un'altra roba. Scusa, magari di che anni parliamo qua comunque? parliamo 2012, 2013 mi sono sposato. Sta roba. Vabbè, ma ti... 2013 mi sono sposato perché mi invitava Esatto. giusto? Sì. 2012, 2013, quindi un milione di anni fa. Sì. Ero ancora a tega. Prima del Covid. Ero una tega nel 2012. Va bene. Adesso basta? Rimpianti. Adesso è uso per pissare Ah, e basta. comunque. Dopo stiamo presti anche a bottiglia dopo magari. E niente, comunque ecco, abbiamo toccato a perdere pezzi perché mio Giovannino che abbiamo usato un po' di esperienza ai palchi, un po'. Io era a Sacco, in Lumatera, faceva fuoco. E mi che avevo suonato tantissimo in giro con gli Overjoy, con Paolo e gruppetti. E niente, insomma, dopo abbiamo perso pezzi su pezzi e dopo abbiamo trovato l'ultimo che ne aveva tirato Paco, sta Michael. Anche io ho fatto un concerto perché ho detto non fa per me.
per me invece gli era perfetto, perché era un numero movimento assurdo, voce incredibile, vabbè, figa È tomare. il Zarrillo della Riviera Sì. del Brenta. E te puoi capire che abbiamo appena sfornato il nostro CD di punta e quindi siamo andati un po' in crisi. Per fortuna abbiamo trovato Pippo che ne ha salvato il culo. Comunque è il nome, ho trovato Michael. Sì e no, perché sì, Michael forse Take Backs. Take Backs. Sì. Però aveva detto anche un altro, forse. No, a me mi che ricordo era, Take Backs. Back Spliss Boys, ti ricordi? Che Era merda. difficilissimo. Un cazzo però. Però Backspritz. era difficilissimo dirlo, però dillo. Backspritz Boys. Tante che se prova a dirlo in Sì. briavo. Ciao. Sì, Ciao. poi ti imbatti su. E quindi sì, Michael dopo ha scritto anche i Bankai. I Bankai, quella Tira sui Bankai, bellissima. commovente. Bellissima. Ma scusa, cioè che hai fatto due CD a fine, su uno che c'era Gianluca e uno che c'era Michael, oppure no? No, era sempre Gianluca. Michael. Gianluca non sa mai sta a Sì. cantare. L'altra voce Pippo, era diciamo Sì, i cantanti. sì, si ma sta- io dise, sto Gianluca che era che ha scritto le canzoni. Non ha mai cantato? Non ha No, mai cantato. mai cantato, ok. non aveva mai messo. Infatti abbiamo fatto il primo disco io in tre con Michael, il secondo disco io in tre con Pippo. Fine. Ok. Però le canzoni erano già scritte anche prima. Diciamo che nel nostro caso fare un CD vuol dire perdere un tocco. Sì. Sì. Però alla fine nei live già li sempre guardi tu. No, No. che se sta, era Michael se sta su un live che ha fatto una che ha detto, Sì. no, La nostra prima esibizione a chilometro sta con Giorgio Gozzo. con Giorgio. Con chi? Giorgio Gozzo! Scrivete nei commenti se volete un'intervista anche a Giorgio Gozzo, tra l'altro. Qua. Lo sapevamo che era l'anello di conduzione. Sì, tra gli altri, Per vabbè. arrivare là. Non te ne hai usato. Bravo. In realtà sono già d'accordo, ma adesso tiriamo a onga. Vabbè, ma prima o poi arriveremo. Com'è assunta? Unta. Esatto. Vabbè, io voglio dire, E niente, io voglio dire che niente, che abbiamo fatto. No, che hai fatto sto live con... Ho fatto sto live con Giorgio, ora, con con Giorgio, Giorgio perché non poteva Michael, fatalità, e che abbiamo usato attaccare Cioè, ma scusa, Giorgio Gosso che ha fatto doppie voci, tipo... Cioè, No, No. io con parrucca e tutto. al chilometro 01, Eh. locale della Rinese, Eh. ok, della Rinese, paletta d'orange unicrucio. Goto, cosi là, le poesie. Esatto. E Michael non poteva e Giorgio diciamo che Perché non aveva più del 90. non sei che ne ho chiesto io però quando che mi ho chiesto che ho detto guarda mi sento onoratissimo di venire e se abbiamo fatto uno dei più bei live. Bellissime, però abbiamo notato che fighe guardava più Non so secondo perché. me. Non so secondo perché. me ho questa percezione, non so. Anche secondo te. Ma forse perché aveva la parrucchetta bionda mia. Forse sì. Però mica vuoi Buffalo. Sì, Eh, che Buffalo pensavo di pinciare. Qualcuno dopo non ha più cantato con via. esatto, perché come andava via, io volevo andare in Roma Terra addirittura e venire con gli altri, mi ho detto no, te ne c'avi e fighe. Sì. E ora niente. Ora niente. Però se sta come se ne avesse portato fortuna, perché dopo che il live là, il primo CD si sta venduto a manetta. Bruciatissimo. E comunque anche là abbiamo seguito i consigli sempre forse anche del Bullo, comunque di Rumatera, che ne ha detto guarda che è 1 milione di canzoni, però facevi un CD con i hit. E infatti il primo CD si andava a ruba, abbiamo fatto... Sai, avevi 1 milione di canzoni. E tutte canzoni... Ma che no, anche 1 milione di scritte, mai non più per fare il CD. Basta. Una volta c'è un skate col concerto, facevamo un CD, capito? Tipo, le magliette, quello che c'appavamo, adesso andiamo sopra a bere, quindi... Ma cosa, mica neanche più birre analcoliche, Sì, io infatti, devo bere acqua minerale. Ma vi bevo ancora, non so contro la birra alcolica. Però ti faccio compagnia, Va bene, grazie. Sì, insomma, Grazie. non c'è problema. Tipo adesso se ti incui botte e dopo anche me. Fermo. Dopo fermo. Mi stavo in mezzo. Ecco, comunque così la nostra storia è un po' così nata un po' per caso, però ieri era già un progetto. Cioè, io Era nato da te, già il progetto, mica sì, questa sì, voglia. Mi ricordo che una volta dove che erano? Al Vivo Rock, ero con Memorosa, mia attuale moglie, che saluto, ciao. E che avevo detto, mica avevo sta roba che deve vedere in Rumatera, che questa gente, queste canzoni, buttava via, che avevo una voglia, ma io era tipo una sana invidia, cioè di dire ma cazzo quanto bello.
E che ho detto a Alice, il prossimo anno so qua è ora, sappilo. E... Sì, che ne dice tante, sappilo, prima o poi nel sì, muccio una venirà fuori. Sì. Dopo ho detto anche te pincia l'osta, Sappilo. Non ha funzionato. Sappilo. E l'anno dopo che abbiamo aperto in Lumatera, su quel palco là. Pioveva che Dio mandava. Tutto quello che voi, ma Però- ci sta una roba. No, che sono quelle foto, ragazzi. Poi noi dobbiamo fare un i finti ficchi perché noi non siamo partiti tipo dai faremo i 2 o 3 baretti e dopo no, e abbiamo attaccato a fare queste robe qua e andiamo ai concerti tipo verso di Rumatera che ha massa gente davanti. Ti ricordi al New Age dove siamo andati? Mi cagavo addosso. Vigo Rock Che a sicuro. volta Ma siamo andati anche a Mestre, siamo sì, ma anche andati... al K2 che a volte viene su Dappertutto. Erma Medrano. Era meglio. Cioè Erma Medrano che viene qua e dove verso che io. E mi ricordo che un piccolo aneddoto su Erma Medrano che viene su proprio, cioè, pensavo via VIP, invece proprio la persona più easy del mondo. E insomma viene su e dice, ragazzi posso dormire un'oretta sul divano, cosa si fa? Sì, vai. E quindi si è buttato là. E un altro aneddoto, sai chi ne ha detto, è che il frigo là de birra è vostro. A volte si deve scherzare. Quindi noi altri siamo partiti cioè, quasi subito forte, dopo siamo andati su perché comunque impegni, roba, abbiamo 100 anni. Però siamo partiti subito forte e sta roba qua ne ha creato un po' dei problemi perché cioè, ti eri abituato, mi cazzo, mi cagavo addosso. Ah, Non l'ho mai dimostrato. La gente ti dice che c'era. Tanta gente, manca... mi ricordo che a volte Dopo il problema al comunque portello non che se più sta, perché la gente non che se più sta, quindi... sì, no, beh, mancano altri che non un punto, altri siamo un po' sentare, Beh, un po' Ma più che altro ispirazione. anche per i testi, per come vi ponevi, la gente come c'era. Non c'era massa spinta certa roba. Tanto volgare. ma- E ora è talmente volgare, posso dirlo che faceva il giro. Sì, In che senso? andava- Perché sei talmente sciolta, capito? È talmente volgare che in mezzo si confondeva volgarità Però e diventava quasi una roba normale. sì. Ma che cazzo dici? Però se Non posso, capisce, se non posso, capisce. che è comunque un percorso, no? Che si sta fatto le prime 5 canzoni, se ti ascolti, a parte che noi altri non siamo bestemmiatori, quindi No, bestemmie no. si arrivava da un mondo tipo dei Radio Sboro che gli era tanto più estremo, tantissimo più estremo. Adesso ne denuncerà. No, Niente, non cioè, c'è. io ho fatto, cioè, magari fare metà di quello che ha fatto ieri, Subito. però io ero fan, mi sono tutte le canzoni di Radio Sboro, però ieri era tanto estremi, cioè ieri anche i concerti, se andava solo violenti, noi altri siamo sempre stati là, noi altri buso il culo, figa, E anche a mia tega, mamma, tranquillo. tega, mamma, puttana, figa tomare, sì, però mai robe proprio fuori. Dopo è successo che abbiamo tanto pubblico anche da bocce e là secondo CD era un po' condizionata sta roba, nel senso che abbiamo cercato tipo sburrare. Sì, vabbè, mangia che assiso e adesso mangia che ha fritto. Però capivo che abbiamo un po' perché Cioè, leggero. dai dame a figa con massa voglia, dai dame a siso con massa voglia, un po' no, addolcisce. Cosa detto ti botte? Oddio, nel senso se quello. Nel senso se quello però magari un tosetto che sente figa, Però magari dipende anche da dove che andavi, magari, no? In che posti che andavi ma non suonare. anche ne ma dappertutto perché disegno, ma ragazzi ma sì, io sicuro, io abbiamo fatto matrimoni, io ero invece che si metteva ma sì che una volta siamo andati a Desenzano, camisette, yacht, io ho detto ma sì, io semi, No, ma sta Alessio una volta là. eccetto, no? Sì. Vuoi spiegarmi magari qualche concerto, qualcosa che vi è capitato, che da raccontare, non so, qualche... Beh, mi ne ho uno. Vai. È stato uno degli ultimi concerti, diciamo, quello che Ranfianti insegna un momento che mi ha fatto pensare, non so quanto andremo avanti ancora. Allora, ieri mi pare a Cavallino, da che parte di là, a Cavallino, locale che aveva un bel giro di musica, cioè gruppi anche importanti. Sto qua che aveva sto tale scout che ne caccia manca gli altri, che ha visto i follow, che ha visto... sgara andiamo, niente pure niente, via, cioè se io ne caccia Allora manca. che va a trovare
è roba di Cataluno Ruio. No, e sta mi piace a me personalmente sulla pagina nostra sul Cata sito. Roma Ruio, aspetta, chi si? Aspetta, te conto. Te te conto, conto. te conto. E allora andiamo là, facciamo subito. Subito, Scrivete nei commenti che mi sa che io conosco il tipo, se Gara Macini. Valerio, Valerio, di alimentari. Non mi ricordo. E Alessio. Sai che Valerio ha un E problema. Alessio? Come sai che fa cantando? Non mi ricordo. E ora? E Ma fa cover di Roma Terra, scusa. Bravo. Se No, se mi interessa più. No, dai, dimmi Dai, cosa. sappiamo subito. No, ma Tanto non stiamo più perché non toccare. dormo stanotte? Stiamo calma, no, se Ma calmo. bene, da quando non ti bevi più alcol, ti Sono sei molesto, scibile. esatto. Ma cosa hai fatto a Cavain? Figa a trovare però, Dai. cioè, ci mai dei take backs anche a te, potevamo Esatto, prendere, avuto esatto. far parte dei take backs. Ma mi te l'ho sempre chiesto. chiesto anche a Studio Basso. Come perché stavo anche a me, per quello studio Basso. basso. Figa somare, oh. No, male che hai detto studio Basso. Tu hai detto apposta? sì, io Vabbè, La comunque, basetta del nano. demo là, dopo te mi dici. Fammi finire però, che figa di aspetta, perché A tostatura? abbiamo fatto per adesso Per le gramigne. erbe gramigne, ascoltatelo. Adesso ti racconto più. No, dai, sono rimasto a Sicuro Cavain. sfiga. Dai, che sono curioso. E ora praticamente facciamo sto concerto da grandi gruppi, sti qua si aspettava, cominciamo qua prima ben, più che andiamo avanti vedo che la gente comincia a essere stizzita finché rimaniamo veramente più un altro che ne parlava Forse ero ubriaco. e alla fine andiamo a avere a quota, insomma il Paron dice, cioè di solito come se andava a serata, beh ragazzi peccato che avete la gente, peccate qua, oppure da benissimo come altre parti mi aspettavo o beh o mai, roba del genere. Io mi guardare e ho detto ragazzi una roba cosa da dire Gavicoraio Sì, bello. Gavicoraio Gavicoraio. cioè e là ne ha fatto capire tante robe. No, però vedi adesso che sei sempre il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, perché te vedi sta cosa qua, no? Tipo, Ma io ho visto anche non a te, una cioè. roba. Sì, no, però a me invece, se voi dite il mio aneddoto, una roba che mi ricordo forte, sta che a volte che mi suonato a Padova, al Porteo, Beh, là sta Navigli. ai Navigli, sì. Ne ha portato via a Cabira che a Troia. Mi Ti ricordi? non mi ricordo un cazzo. Una tosaetta veniva e lei c'aveva i birre nostre che ne dava una ogni morta del papa e sta qua Yuga visto figa basta Non capisco più un cazzo. se nostre che birre fiat male a venire il birre sto qua che non capivo. Comunque è la roba che mi ricordo è che a un certo punto, ma Fogo, te lo fogo, giuro, no, ma te fogo. lo giuro, guarda se Giovannino mi ha fatto un scherzo, te lo giuro, perché io cioè scrivere il mio nome, quindi il mio autografo, che tra l'altro è fatto da una S che forma una tega, ok, dopo se te vuoi te lo faccio su un braccio, Sì. hai tosate, indelebile, Bello. boh. Ma qua, tosate, veniva qui CD che aveva appena comprato, quindi erano anche di io vendere, e mi ho detto, cioè, si deve fare uno scherzo, perché era massa gente coinvolta, no? Ho detto i fiori di Troia, e si mi mandai tosate, fare filmare, e invece no, io ero di filmare anche ieri, e mi sono sentito per un attimo VIP, cioè, sai quando ti dici, ah cazzo, Sono arrivato. massa bello, sono arrivato. È stato bellissimo perché anche là si sta una scommessa, cioè tutti i figarei, roba, se vogliono fuori al devasto. Certo, là esercendo un certo È suo devasto. tenore. E secondo me quello che abbiamo portato avanti noi altri è stato proprio l'entusiasmo che abbiamo prima e impegni che si vedono fuori dopo con tutta la maturità che io ho fatto Alla un fine anno fa. la Cavain magari hai fatto una serata flop che sta, Sì. magari la clientela non era qui giusto, il posto non era Sì, ma dopo spingemmo anche, ma nel senso che all'inizio spingemmo perché volevamo fare, no? Dopo abbiamo il nostro gruppetto di gente, non avevamo più voglia di invitare massa gente, cioè vicino un attimo a Casai. diciamo che tutto quello che te meriti te vi, capito? Quindi noi altri a fine non facevamo più un cazzo, noi altri andavamo là solo a bere, fare casini, e i risultati si era visto, insomma dopo abbiamo perso via di gente. Avevo un manager insomma. Ah sì, non voleva... No, diciamo che fondamentalmente
gente che fa, non sai che fa per niente, gente che Se si fai il impegna, culo, se fai il culo. perché uno vede il concerto, vede tutta quella gente là, ma se te vuoi mantenere che dimensioni là, bisogna lavorare sotto, non è il concerto, le prove, che se tutta una macchina sotto le prove, se secondo me è il 10%, sì. il saper suonare, il saper cantare, sì, no, è importantissimo, perché non te vai a vedere uno che stona, Sì. però se te vuoi comunque... Giovannino che era l'autotune. Sì, magari, beh adesso sarebbe anche... Adesso te sarissimo. No, se te vuoi mantenere un certo numero di persone, di cose, bisogna che te lavori con le persone e quindi fare giusto. fidelizzarsi, stare drio a tutte queste piccole robe, per quanto piccole e importanti. Uno pensa, ormai con il zoccolo duro, no, non è così. Ma poi il progetto era nato anche con dei finti security, i gente finta e anche... Ti ricordi come si chiamava? Che, il perineo. Perineo è che il punto tra il buso del culo e il roseo. Sì, ma no, come si chiamavi? Non mi ricordo. Una roba del genere. Comunque sia, abbiamo anche finte fighe che faceva finta di voler toccare come boy band con sti security. No, quindi, finte gruppi perché era fighe. Sì. Ma non era finte fighe. No, era vere fighe. Era vere fighe. Finte gruppi. Però era gruppi di fighe. Se proprio chiudere il cerchio. Se ne stai finte, però mi attega, mi tiravo sì. Ti no? Ma a me no, perché sapevo che era finte. Perché la te la security. E niente, comunque ecco, quindi il progetto è andato bene, sta in modrio bene, eccetera. Secondo me siamo capitati nel momento sbagliato, o meglio, se partiamo da giovani, avremmo fatto fuoco. Cioè che mi arrivava usata tutta un'altra realtà, mi ero stufato di suonare seriamente, studiare, canto, fare, brigare. Io suonavo la batteria su un altro gruppo e niente, io a età, insomma, età che a 35 anni fare l'ebete, mi ho suonato ebete e ho fatto ancora, però non si più credibile, capito? E anche magari che aveva altri impegni, robe, lavoro, famiglia, roba, non te che più 20 anni, sì. Mica devo usare una fiola dopo, cioè, sì. E avevo portato anche i concerti, mi ricordo piccolo, adesso aveva 10 anni, era più grande di me, che non avevo tanto, più grande di te sicuro. Ma che è pochissimo, cioè non sei neanche da dire in e giro. Che aveva il body con il simbolo di Take Backs, bellissimo, e quindi, capito? Mi sono sposato, fioia, io ogni concerto era come avere un figlio, bisogna portarlo a casa, tenderlo, bagnare a fronte, cavai via. No? Comunque ti hai fatto ridere solo l'audio quando fate voce, ma che Giovannino, se passavano a fare un casso, sì. sempre di essere a lavorare. Sì. Giovannino non ha fatto scambio intermedio, ti dice oddio crescere. No. Giovannino imbriavano a fare un cassa mattina alla sera, adesso bisogna coica, lavora 80 ore lì, e capisci che da me, si ha comprato a casa, fa tutto, roba, ma il non neanche, dove c'è che viene? Non neanche se mio, ma lo condivido con la mia ex lavoro. Dove che era? Di Take Backs, dove che era? Niente. No, perché non neanche se è una roba che non c'entra, cioè, dopo saremmo portati qui Take Backs. Però mi avevo un amico, Matteo, ciao Matteo, e faceva il mulettista, no? E mi invece era un'assistenza, quindi tutto quello che mi arrivava, video, roba, che mi faceva da ridere, perché tipo una volta un tapirulà fa rumore, ho rotto la tavola già 2 volte che me l'ha sostituita, roba, l'Interspare costava 30 euro, no? E lui mi manda un video perché avevo mangiato mezza foglia e a Tosa non fosse proprio un fuscello. E allora mi ha mandato il video che si vede solo a tavola e fin qua è un peccato. Arriva le caviglie che era così. Io ho detto signora adesso mi non volia dire. E io là è nato non neanche perché sono andato da Stottoso
io ho mostrato il video e ho detto non è che per caso Poveretto lei sia ancora. un po' in sovrappeso e sto qua ho detto no neanche e da là basta non neanche come che te lo dico a fare perché te puoi usarlo sempre no tipo ti piace che figa là? No, neanche. Va bene, dai. Ascolta, ma una roba che dici spesso nei canzoni, non so se sia vero o se sia solo nei canzoni, ma il lavoro della mamma di Giovannino, se è vero? là sai che parlavamo skate poco fa Eh. là vabbè tira su un bel gruzzoletto Ma io non ho capito quando sei che ha sentito sei canzoni che... no diciamo che No, sui concerti, sui durante i concerti, live, sì. beh, ma Perché- se... No, ora che so Green Tone, tu dici all'inizio, mi sembra. Ah, sì ma sempre, no, ma lei è buono, demo, certo, demo che anche perché è stata una Merito. sorpresa che Matteo non abbiamo detto noi di farlo io a registrare noi avevamo so a voce che diceva una roba e io lì a sontare con il maestro privato sta roba giustamente. che dice Eh, mi ragazza massa e cantare con i Take Backs ma mi non mi amare più tardi Esatto. ma no, perché come- noi altri si offendemmo tantissimo a mamma anche con Diciamo Michael. che casa sua di Sgaravato, cioè di Stefano, che si sta usando qua di offendersi tanto a mamma. Io ripenso che sia una roba di tutto il mondo, che normalmente, quindi se vai in giro, oh che figa a tomare, che... e vedi che la gente resta un po' interdetta, saluto perché a Troia e che tomare, sì, e pensa che sia normale, Normale. però... sì però anche io magari pensa che sia normale capito? Mm. E dice comunque che mo rifare tutto perché non vi ho attaccato No, sai che... No, a meno che ha fatto più perché è massa caldo. no ma non sei caldo poi. No. Facciamo una pausa. No, andiamo avanti. Anche perché hai fatto un dritto, non ho mai fatto un dritto così. E soprattutto se posso fare un complimento, se guarda la vostra caratteristica. Caratteristica, sai perché? Perché penso che sì, i più sani che ho intervistato fino adesso. Ah, vabbè. grazie e questa è la prima volta che ne dice Sani Sì, Pensati stanti come chi c'era a Ciampai. sì dai. No, dai, Sani. magari metterò, vabbè, comunque siamo capito. E io parlo di Ah sì, vabbè che noi non la... perché parlo in italiano, vabbè, parlo in dialetto, tutto quanto. E abbiamo detto che aveva scritto sto nano con le canzoni. è tutto tutto al camorra. deficiente che E schifo canzoni, Sì, ma te le mettiamo a che schifo la maggior parte delle canzoni le avevi scritte voi. Dicevo che mi faccio il bello, cioè mi so il bello e mi non faccio un cazzo, andavo a ballare, perché avevo mia presenza scenica, Però- ma dicevo però guardate Atto. no guarda Ti spezzare si una ballare, lancia ti sgarra zero proprio. no, non c'era che tempo. fa? no, ora Quante volte avevi fatto che a parte solo sai, che non c'era buona a tempo. ma no, ma non era mica che non avevo a tempo, Era fighe che era sbagliato. fighe che era sbagliato. No. Comunque Giovannino delle volte che dicevamo, Giova, ti ascoltati la canzone originale e trovane dove chi fa i corretti. Ti ricordi dove ti là. mettevi? E ora dopo in sa prove, in registrazione dal maestro privato, che salutiamo. E ora dicevamo qua bisogna fare così con là perché io non gli ho fatto tutto lo schemettino, quindi Ah, e in più io gli era quando chi andava a fare gli autografi come sai che ti dice Sta benissimo. Vigo Rock, arriva Che ieri là, figa, ieri là Che con stupido. Yu e Pippo, Che tipo. arriva dei figarei, tu capito? Arriva da me e dice, possiamo farci una foto? E mi che dico così proprio in maniera molto umile, se posso dire, ma la volete con Giovannino di Rumatera o con Giovanni dei Take Backs? e mi ho detto ma vai Figlietto figliato mare, e là giustamente. sì. E quindi comunque Giovannino era il personaggio e dopo diciamo che mi ero quello più impegnato, Sì. quello che rompeva i coglioni, infatti che sono sui coglioni tutti perché che sta comunque. quando che te nasci, quando che te hai un sogno, quando te hai un'idea eccetera, se va un fiafora dai tori che te rompe i coglioni dopo che se gente col carattere più bello il mio che magari accetta tutto mi rompe i coglioni dico no ragazzi abbiamo detto di fare così fammi così e quindi rompevo bei coglioni e quasi tante canzoni che ho scritte me Ma come sei che ti veniva queste canzoni? Cioè, ti ascoltavi l'originale, te buttavi direttamente? beh che se canzoni che sono nate
proprio cantando da sola in doccia, nel senso che sì. ancora prima del progetto, capito? Mi Infatti in ascoltavo. doccia te canti, non ti dai bene a te. No, ma il primo minuto e mezzo me la tega, dopo canto. Sì, giusto. Anche perché cantare me la a tega viene fuori un po' vibrato, che non guasta mai. E niente, quindi niente, finché dopo mi snettavo, che non so, io ero primo a cavarmi via. Sì, diventa tutte cose. Lo so che lo sai anche tu. Sei stanco di masturbarti? Lo sapevi, C'è una canzone di Medrano che fa del dottore se io visitarti, vabbè, è un'altra storia. Senti lo devo sicuro, e questa sei ma. Comunque avevi nuovi progetti dopo, oltre o si ferma. E ora no, altri adesso siamo appena venuti fuori con un singolo, nel senso che in negato mandate a fare un fit. Ma chi sei che ne aveva domandato? Nazza delle erbe. Ah no, pensavo anche a Sì. un'altra persona. No, adesso. Questo Quindi non sia ancora fermi, che sei un fiat del lavoro. Tamburi. E ora mi so di scrivere ancora canzone, perché Te ne hai una marea, te ne sì, scrivi ancora. sì che no, però vorrei quasi quasi legarmi a un gruppetto, capito? Che potrebbe anche essere le erbe gramigne, perché mi piace tanto, che cosa dona dei testi, perché mi fa parte, diciamo, dei take backs, sono proprio testi che sta bene con altri gruppi. Infatti mica ho fatto i fagioli in Tokyo, e tipo Cina, fagioli in Tokyo, e abbiamo fatto delle canzonette, che ho scritto delle canzoni eccetera, che però va a suonare, quindi ecco, che ho da ieri, speriamo che ne faccia buon uso, e niente, abbiamo fatto sto singolo Sfiga, che ho fatto tutto ieri, noi siamo andati solo per fare i deficienti, E ne viene bene. ne viene bene. Ma il singolo si è sfigato o non me la canzone? Sfiga si chiama. Ah, ok. Sfiga. E il Poi gruppo abbiamo c'è le fatto erbe una- gramigne. Ha fatto un featuring. Sì, ho fatto un Buono. featuring. Ecco, e però, abbiamo un progettino, abbiamo 3 canzoni, perché abbiamo un grande amico che scrive bellissime canzoni, Un che è un stermino. grandissimo artista, che diciamo che Gigi, le iniziali del suo nome e cognome, Gigi. Ed Alessio è il cognome. bella Gio, bella, sono quasi invidioso che ti abbia fatta te. Comunque Gigi, che ha scritto dei canzoni, perché sto personaggio scrive dei canzoni, perché abbiamo un gruppo WhatsApp, scrive molto cagate. Io mi piace un po' di mira a me, perché ho dei, non so, sì o no Gio? Dei perversioni, dicevo. Sì, non volevo dirlo. Però vabbè, ho udito a me. Delle infatti. perversioni, nel senso che mica anche delle domande, no, che faccio a tutti, anche quando vado a usare Bayon. Dicevo che io. Ecco, per esempio, Vai. mi te faccio una matita e rispondere subito del getto, non sai che Vai, cosa vai, pensare, vai, ok? vai. Secondo te un trans, Mm. c'è un uomo con le tette o una femmina con la tega? Ehi, la fatica. Perfetto, allora, mica ho studiato sta roba qua, fatela ai vostri amici, scrivete nei Anche i commenti vostri figli, se se l'avete volete. anche i vostri figli. Mica ho notato che se uno ti risponde uomo con le tette, che fa schifo i trans. Se invece Sì. uno ti risponde femmina Femmina con la con tega, È vero, è vero. infatti per me sei una femmina full optional, cioè raga, anche a tega, cioè sei oltre, capito? Non sei una semplice femmina, raga, anche a tega. E quindi sta roba qua faccio anche per smascherare un po' quelli che fa finta di dire oh che schifo, mi non daria mai, no. E invece Citando mi- i nostri amici. e invece mi dico vai razza e figli trans. A sei una femmina con una marcia in più. Ah sì, col cambio e niente, quindi da tutte ste cagate che scrivo, robe così, sono nate dei canzoni, che sto personaggio ha fatto delle hit, e quindi l'ha proposto, siccome che non fa parte neanche là del mondo del suo gruppo, che inizia con R, ma non potremmo dire, e finisce qua. E dai, Indovinatelo, scriveteci scrivete sui commenti se avete capito. su The Educational Channel. Ah, no. e niente, quindi vorremmo fare un paio di video con queste canzoni qua, che non sarebbe un rilancio, sarebbe niente, sarebbe una bellissima esperienza. E canzoni stupende, proprio guarda, e venire fuori dove sa essere, però non ne caga più, ne caga più, che ho Ciao. scritto l'altro lì, rispondami, non mi ha risposto, dai. Perché ha detto che le devo lavorare, quindi siamo Bisogna taggarlo a manetta e ero su GG. Chissà Gigi. che rompendo i coglioni. Gigi, come caga. ragazzi,
Dici chi che l'è nei commenti. Dopo mi un'altra domanda che ancora oggi non mi spiego, o guardo più volte e dico, a parte che c'è un problema su quel video là, il video dista, si sente bassissimo, confronto tutte le altre canzoni, perché? E ora Ma a parte quello, Ma vabbè, cosa vuoi? E ora, a parte che Cosa vuoi? noi sappiamo questa roba, nel senso che come no? no, noi altri siamo ignoranti proprio in tutto, non è che in qualcosa sappiamo, noi altri non sappiamo un Ma cazzo. scusa un attimo, e là, questo qua non Non sapevo sta, quello. anzi, sta, no, dai, sai, sta non so- tranquillo, no, Giova, raga, non ti coglioni. sta tranquillo, Raga, non ti Giova, coglioni. dai, si sempre sta amici, dai Giova. Questo è grosso. Ma senti però, senti poi a caga, ma è proprio bassissimo, ma non era quella domanda. Infatti, chi è stata? Chi è che ha fatto quel video là? Ma come hai fatto non saperlo? Non lo so. Ma sei iscritto sul video, non ti guardi un cazzo. Cioè, non sento. Come lei- no, non va- Ma cioè- chissà cosa che gli ha ascoltato, che Esatto. video che gli ha visto. Come hai fatto a fare che ripresa che Eh, io non so ancora buon fare ancora È il segreto di Ragazzi- Ivan Frattina. Ivan Frattina, ne dà uno strumento che se ciappaimo a bocca se compaio. Ma sai come gli ha fatto? Tipo mi pare di ricordare con stendi. Bravo. Ma la roba che ho fatto io quindi? Sì, Girava Casaleccio. già in giro sto metodo di fare i video. Però io l'ho accrocchiato, diciamo, prendendo una stampella, quella per appendere, diciamo, un attaccapanni. Ah, Ok, una stampella, sì, sì, attaccapanni. sì, sì. Guarda che E le sa ga- Dio c'avai. e ga messo- guarda. vabbè, Perché non ho ormai- capito, come E ha messo degli fatto? alettoni per far sì che non sfarfallasse, devo capire, e con una lenza ti giri. E devo capire con la Perché non si vede il braccio? Cioè non pare però. Ah, sì. ma perché te a signor girare a una velocità. Ma guardate il video che si possono dare sui Ragazzi. Bello. Guarda che pur avendo anni, che l'effetto là che non ho più visto da nessuna parte. E Ma quando prova. che arriva il momento che so Dio saltare dal Moscò, Ah, sì, sappiate che le montagne riprese a mezzodì e che il salto là penso avevano fatto 5 mesi. La risposta- Certo quanta paura a sbrisciare. E allora diceva vago, 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 ho tenuto, No, no, no. vago, No, vago. no, Ma l'ho su che sbrisi. gradito almeno 50 volte. Vago! Ma adesso vago. Ho paura, tieni. Ma sento che avevo una paura, che avevo paura di sbrissare prima del salto, capivo, io ero morto. Ma un altro aneddoto c'è Perché ero sta saltata da che solo al scivolo. No, forse non rende il video. mentre però ierimo in pedalò invece, Eh. no in pedalò, come si chiama? Risciò? Risciò. Ma che bravo. Che erimo a Jesolo, no? Che giravamo con questa roba qua. A un certo punto la polizia municipale nega a fermare. Niente po' di meno Sì, che erano- la polizia municipale. E sì Era che fuori ero sta solo donna. sentata sulla capota, non E so che come- faceva così questa roba qua, arriva fuori anche una poliziotta, ricorda che una bella figa lei, devo capire. No, te Cioè arriva ricordi, là e dice, ma cosa state facendo? Cioè, ma siete fuori di testa? E io va là e dico, ma noi siamo i tech bags. E da là, basta, E da là, finita. basta, Finita. detto, ora sì. Sì. Ma noi siamo i tech bags. Ma appunto, avendo avuto questa notorietà, Gavi mai avuto più figa in questa maniera qua? Qualcuna che dice, cavolo, va matto È qua. sempre il discorso che dicevo prima, siamo partiti nel momento sbagliato. Cioè, Che dici? mica usava amorosa, io ero sposato. Cioè, Ma no, giovanino. Ma mica avevo sgara e andava tutte da io. sì. E prima che c'era invece Giorgio Grosso. Però che avevo Sei con Giorgio Rosso, ma No, ciao. non sta neanche a metterlo in paragone. Sì, qui sì, insomma. Diciamo che il nostro pubblico comunque era un fiacco, mentre dicevi te prima, e è un tipologia del pubblico che se andava più come agente che ha intervistato. Ah, e ne sarà tanta così, sì. Diciamo che è il nostro zoccolo duro quello là. No, però... Ma comunque No, già dire- lì si ha avuto possibilità. Cosa? Sebbene che non potevi. Ma questo questo intendevo. Ma guarda che ora, intanto voglio dire a tutto il pubblico che quando che voi altri adesso, tipo, vedi uno e dici, cazzo, ma come fai ad avere così tanta figa quella? Come sai che fa? No. Facile. Non è io che ha figa, sei figa che non capisci un cazzo. Cioè, Giusto? sì o no? Perché adesso mi dite, qua lavora in bar, no? E ora mi davanti il bancone, mi cagava nessuno. Cioè io ero una merda. Da Dio il bancone a lavorare, tutte fighe, a battutina, robo e... capito? E ora, dopo magari ti fa battuta perché vuoi che te faccia espressi gratis, non lo so. Però te sentivi, mi sentivo più fico, capito? Certo. Più fico. Stessa roba. Te versa che il concetto di Matera. Perché l'autostima, cano?
cioè, ma tosate va via di testa, te si quello che ha aperto, però sempre la merda siamo, capito? Quindi, Sì. quindi Parla per me. E siccome sempre la merda lei. posso dire una bella filosofica, lo metto in pausa. Siccome torna una bottiglia di acqua al supermercato e una in aeroporto, una costa un cazzo, in aeroporto costa di più, dipende dove te la metti. Bravissimo. Comunque ti hai detto dell'acqua, mica a usare una roba diversa. A figa, sono sicuro. Tipo, te ciapi una tega, Vai. giusto? Te metti in mezzo alle gambe tue fa schifo. Te metti in mezzo alle gambe di una figa, beh. Giusto? No, pensavo che ti metti la figa. Pensavo a figa, qua tegami. Invece no. Guardate. Ma visto che parlavo appunto di figa, ma mi chiedo, a Calzon qualche volta il culo bellissima tra l'altro, ma si tratta da una storia vera? Sì, Ecco, sì, ora, sì e no, sì e no. Questa raccontiamo anche prima di live, perché è una roba che mi rassegna tanto. Però ho scoperto che anche altri rassegna tanto, quindi è quasi un messaggio che noi vogliamo dare ai ragazzi, non quelle veterane, ma quelli che ha il suo primo morosetto. No. Cosa succede? Morosetta. E il toso pensa già che sia donna della sua vita, cioè non Certo, altri con la ma prima no. morosa, che diamo tutto e anche di più, cioè non parlo avanti, se non so neanche come dire, cioè partite, sono d'accordo? boh, sì o no? Cioè te vivi mai qualsiasi roba, te fai una litigata, te vivi mai. Non tagliare l'esperienza come... E tosate invece ho scoperto negli anni, perché adesso sono saggio, stupido, cazzo di Ha fatto le sue esperienze, no? Sì. che e tosette e ha un percorso da fare, no? E se tu hai il primo morosetto, che se magari le prime esperienze fare, quando che ha capito ben cosa che vuoi, va tossio, ok? E mette completamente da parte, no? Non sapendo quanto mai che sta un toso, perché un toso che abbiamo dalla sua prima amorosa, che siamo passati tutti, Certo. non te mangi più, Conta che mesi e mesi. te che in famiglia uno Chi? che la ramo, Ah sì. Me ne vado amorosa, perché io non voleva più. e non aveva più. E ora io amo. Ma le storie di Alex X si può... No, ma anche mica a volte come morosa abbiamo discusso tanto insieme, di comune accordo proprio insieme abbiamo deciso che amo. Vabbè, comunque, mi piace tanto. e finisco il discorso. Io non rispondeva più, che diceva va via. Era quindi io sai cosa ha fatto? La ramo, Alice non fa ridere, proprio io che pensi. Qua le storie del buon sono Alex X. No, ma tutti sì, cioè io che dice basta e dopo io così che fa? Non sta pizza mame. Basta, No. si la merda, fa un culo. Era io sai cosa che fa? Andiamo, Io insiste anche. Sì. io andiamo, Comunque il messaggio che va a passare da questo video è, ragazze, siete alle prime esperienze, sapete che il tosato è debole, sapete che prima o poi te muoio, va bene tutto, te mangiare a te, te pinciare, cioè, non sta a dare il culo dopo perché muore, dopo perché il culo è come un diamante, sei per sempre. Dai ragazzi, e quindi è come una tigre fa che sentire il sangue, tu capito? Sì, Dopo ha sempre sì, voglia di mangiare l'umano, sì, tu capito? Ma quindi Quando chi c'è senti chi c'è che l'ha scritta qualche volta? questa sta scritta a 3 mani, mi giova e anche Addirittura, Michael. che bello, sì. Sì. cosa sta a mia parte là? Ti dicevi, ragazzi, vuoi una birra? Ecco. Finché scrivevo. Guarda che mi sono arrivato già là. Che No, io sapevo no, qualche volta il culo sulla che stanza, no, sulla qualche volta stanza dei scu- picciocque, sulla qualche stanza volta- dei picciocque. Allora, qualche volta il culo che avevo scritto a me e dopo insieme che abbiamo messo dei chicche. Sì, Io mi perché ricordo sul Veneto ho messo dei chicche che ho fatto a parte quella là del cinese, quella là l'ho fatto. sì. Anche Benvenuto in Veneto è una hitissima. Bella, sì. E qua là anche quella che abbiamo messo, era già scritta da me, dopo che abbiamo messo 2 o 3 robette, tocco su di ieri, tipo quello del cinese che parla, e anche quella insomma. E quella che rintonta che ha scritto a te, secondo No, me. No, è di non ho Pippo. scritto un cazzo. Pippo, che salutiamo lui e anche sua mamma, sì o no? Assolutamente. Sì. E se guardai i CD dei Take Backs è sempre un FTM per Pippo che Esatto. non Pensa sbaglia. che Pippo sta quello che con i take backs è il più brutto. E regamo ai take backs e pensa
E l'ha diventato ancora più brutto. Ancora più cesso. Fai cagare Pippo, sappilo. Ma no, si è diventato anche grasso, sto grasso quello tutto. Sì, ma non so se sia effetto foto, perché Ma di sai volte cosa, guarda che che avevi un bel fisico, può essere che appena che uno si muove diventa così. ti dici? Cioè, Beh, anche a Michael in effetti. guarda, invece se stai perfetti, Perché secondo noi me. non muoveremo mai tic Non muoiremo mai. Ma noi siamo tic-backs, non so Siamo che dentro, c'è come Superman, se Clark Kent, Superman, se veste per diventare Clark Kent, e lo capiamo, Perché se guarda, sì, se vesti... noi siamo dentro Take Backs e se vestimo da persone ma anche normali. Clark Cioè, Kent se vesti- pensa a Se Clark vestimo Kent, da persone ti normali. pensa a Clark Kent vestito come che l'ha vestito il solito qua dentro. Ma anche il vestito sotto sarebbe morto. Sarebbe morto. Su Kryptonite. Altro che Kryptonite. Vabbè, insomma, Io le domande, Sì, se molto vedi a qualcosa, sì, sono contento, mi hai fatto ridere anche i nostri amici da casa, complimenti per la durata. Ne dice spesso. non l'ha detto una volta una. Ne dice spesso. Sì. È l'ago offerto da bere a tutti. Sì, sì, Mm. sì. No, ma che là della rima che fa forse sono un pompino, non te l'hai scritta a te? No. A te segno così naturale che rima sì. là. Perché qui siete Pippo, che canzone là siete Pippo. Pippo Aremada, mi sa che è Aremada che ha fatto qualcosa Pippo. Pippo, no, e ora raccontiamo in breve perché non vogliamo sputtanare Pippo assolutamente. No, che non si è Pippo. fatto. Però Pippo la viene con altri perché vogliamo amorosa. Quindi che ha scritto anche dei canzoni quasi. Ma la abbiamo a You perché non vuole più stare insieme. Sempre del comune accordo. Ah, ok. C'è sempre una scelta fatta in due, insomma. E canzoni ha anche un po' di che l'amaro, se sente un fiallo amaro che. Sì. E dopo io ho chiamato, io ho detto Bex è tornato, posto che c'è. Ieri all'Open, gli ho fatto sto concerto, beh, ma ieri nel momento che pompai, veniva gente, e anche questo qua un fiantin forse camminava, beh. Sì, tanto. E ieri fa conto, game per le mie skate, pensava a Pippo, pagava io. Sì o no? Sì. Con i skate, tutto, Sì. andava benissimo tutto quanto, pensa che ha fatto anche due canzoni, Ragazzi, lo diventano. ma così, esa là, Pippo, insomma, Ti spiego, questa roba. non Poi, lo so. io secondo me l'entrata nei Tic-Backs con questo progetto qua, riconquistarla. Ne ha usato. Se sei un figlio di puttana, Pippo. Ma tanto troia tomare, Sappilo, te ne usa. E quindi queste due canzoni del Pippo, pezzo di merda. Bellissime. Una è Malessere interiore. Una è Grinto. Grinton secondo me sia più. Sentito che è un figlio Ma l'essere interiore sì. Ma l'essere Manca interiore. qualche volta il culo, cioè il fatto che mangiavi il panini. Ma qualche volta al culo, e ora era il messaggio. Sì. Però tutti che si passano. Sì, che sì, tosa sì, te sì. moia, dopo ti invidi st'altro, che magari le pipiensche e ti, pifigo e ti. Certo, sì. Sì, tante volte fa una cagata, ma in realtà che sei dentro roba, capito? Scherzito. Certo. Boh. Vostra canzone, vostra preferita, quella che vi fa più da cagare? E ora. Vai. Ma è difficile. È difficile. Perché ognuna secondo me ha qualcosa che ti dice questa è la mia preferita. Che sei di certi momenti che tira sui bancai è la mia preferita, però come fai a dire tiro sui bancai è la tua preferita e dopo non che qualche sei volta qualche al culo? Esempio che e benvenuti in Veneto. E come effetto? Cioè là non posso dire, e neanche posso, è stesso motivo non posso dire quella che mi fa più cagare. O quella che hai fatto più fatica a registrare? Forse gay. Ecco, diciamo che gay, ecco, mi Anche se- piace. Anche me fa sul secondo. Diciamo che Bellissimo, allora. gay Scritto me. magari è quella meno simpatica perché abbiamo fatta meno sui live perché rende un finti meno, tu capito? Però quella là ha un messaggio che è incredibile. Ragazzi. Per chi non sa, fa una breve crasi dei gay e andare a ascoltare. Ragazzi, magari voglio spendere 10 euro, 5 euro. Ma su YouTube. Mettete YouTube. Adesso YouTube. Magari mette il link di qualche canzone. Comunque sì, là il messaggio è che a volte no, perché anche là che c'è saggezza, no? Una volta da piccolo, quello la cura, quello qua, quello là. A parte che ognuno pincia chi che vuole e siamo liberi, no? Certo. Però se te guardi i cura, i pincia sicuramente pieno altri. Vabbè, certo. I trova sicuramente P da picciare altri.
altri, quindi non E solo e utilizza, ma trova anche. e soprattutto e ha tante manco rotture de coglioni. Sì o no? Non cos'è menstruazione? Non Sa. cos'è menstruazione? Cioè, Sa, non non cos'è capisco. menstruazione? Ti vieni in casa e non hai neanche scusa di dire come menstruazione. Oppure a tavoletta e pisare due in piedi. Casutami. Casutami. Oppure, aspetta, guardiamo a partire da io, sì, dai, bevo la birra, sì, sapeva, Ecco te festeggi, lo capivo. Anche là, la tipa ha un sacco di uomini, là, essendo che i mari in manco, gli fa capire, cioè, sì. sono 100 persone, magari in 5, fa presto no trovarsi. Sì, ma diciamo che Sì, sa, il più. bene dei cura c'è sta il fatto che donne che attaccati là sia tanto. A un certo punto sono nati i cura e quindi gli uomini che hanno detto cazzo, ti attirito? Ma sì, mi vuoi curare quello. Non penso che sarà proprio così. No, Però no, mi piace. No, Mi no, piace. no. Come che ragioniamo Mi molto? piace come che te pensi. No, perché te dicevo. dici, come mai che adesso che sei così tanti cura una volta non era? Molto probabilmente era sa. Ma tanta una volta, Non si diceva. no, ma una volta dicevano che è tose, non aveva così tanti grilli per la testa, giusto? Cioè, una volta te ne via quelle tose, te corteggiavi, te facevi e te arrivavi a pinciarle. Non te arrivavi a pinciarle, le pinciavi tutte le sere? O no? È vero? Adesso pince una tutte le sere, una volta andare di qua, una Cioè, con volta il di là. discorso di social, che roba là, una ha molte più, cioè, ese massacrare da messaggi, roba. Sì, ora. Vorrei chi deve visto qua di sì, bombaroni, insomma, nel senso che si è visto robe qua. Ma anche una che si fa Tinder, che si è fatto trovare chi app là. Vuol dire che c'è qualcosa di strano, perché già una si è bombardata dappertutto. Se si fa che robe là, no? Ma penso che... Ma c'è una domanda sta qua che... Ma ora, te dico secondo me, si è frequentata da persone che sono molto introverse, oppure da persone che ormai ha sorpassato che a soglia, perché mia mamma dice sempre una roba, dice se a frutta resta massa sul bancone qualcosa è sicuro, nel senso se ti passi 3 volte è sempre un po' là, qualcuno va a guardare, a toccare, guardare che ha una macchina, una roba, Che c'è qualcosa che non va. che c'è qualcosa che non va, quindi sia tose che tosi, che va massa avanti con l'età e non si fa amorosa, non si fa, può essere che non me ne frega un cazzo, o può essere che non sia buono, o può essere che ha dei difetti talmente grandi che non le può sorpassare. E questo ti porta a provare tutte, anche Tinder. Capito? Mi sinceramente... Questa è una roba saggia, qua, Sì, attenzione. perché la domanda è un'altra, però mi piace. Non mi ricordo neanche a me. Comunque, se non hai altro da dire, mi diria che siamo a posto. Oh, su una più che una curiosità, un complimento sempre, vabbè, adesso avrò la lingua piena di pei, però, cioè, Tra poco... ma passo un secondo, è stato scritto talmente bene che nessuno ha avuto il coraggio di descrivere così bene, secondo me, vero? È il fatto di buttarsi tratto da storie vere. Cioè, ragazzi, Ma chi è che ha fatto una canzone così dettagliata sulla sega? Penso nessuno. guarda, Oltre a me nessuno. E poi non capisco perché, capito, perché con l'età, a sta età fa ste robe, perché? perché te che hai rimorsetto là? Appena Se non no. tocca... sì. E ora... Ah sì, mi stavo meglio dopo. Ma te E che hai ora- rimorso. che se delle volte, adesso mi non so ti, però che se tante volte che, ma una volta, adesso se me ne muovi a tega, una volta, ma tanto tempo fa, che te meni a tega, e quando che si è finito tutto, te pensi, cazzo, ho perso tempo, ho fatto, tempo Tempo sì. e un po' te viene che rimorso là, ma se Elio Storie Tesi insegna lo stato A, lo stato B, lo stato A e lo stato B sono due robe completamente diverse, prima e dopo aver sborato, sono due robe completamente diverse. Ok. Sburrare, scusa, non volevo essere volgare. No, dire a sta età, cioè nel senso, alla fine dopo un anno non si stressa, robe che ha fatto. Ma perché uno no, dentro di sé ha un stereotipo Che fino a 14 anni meno a te, basta. Dopo te che, quando dopo ti arrivi Mia- a 14 anni dici, beh, ma mia, a 40 non mi merò più a tega. Sì. A quando te ne hai 30, ma mia, 44. Io ad oggi penso, come mai a 14 anni mi menavo a te così poco? Cioè, come mai? No, ma io fuori mi faccio 5 short prima che esca la puntata, poi ne sarà 5. Ah, pensavo che facevo 5 seghe prima. Ecco, che non potevo essere. Io faccio prima di fare la puntata. E siamo da Prima di fare la puntata.
Sì, questo è sempre ma la città. E poi Tu. quello tocca, che sei male. Io guarda che se cade sta buoni. Io no, Anche il clima Non è il clima, se la bolla. Avevo fuori sappiamo il anche se cuore. è soffietto a porta. E sei gatto duro. Io scassemo, buttevo sul divano. Dio. sì, vabbè. Vabbè, dai, avrei messo che siamo a posto così. Ci vediamo alla prossima cagata che hai da dire, basta. Ma se volete un'altra puntata dei Take Back, scrivetelo nei commenti. Scrivetelo nei commenti. Un saluto a Nissuni perché sennò pare che faccia marchette. Sapevamo che te vuoi di là. Però un saluto all'Erbe, che la mia, che sarà forse il prossimo gruppo qua. Sì, vabbè, sì. Deve essere. Sì, non so qua dentro. Anche a Gigi. Anche Gigi. Anche Gigi. Gigi, può darsi. Boh. Possiamo salutare anche tuo fratello? Sì. È sempre in mezzo del solito. Sì. Ogni Beh, tanto mi ascolto Yeghe. Tanta roba. e quella è sempre stato un genio anche quella a scrivere, a comporla. Qualcosa a che fare con l'attore Che sarà la prossima. Quindi salutiamo anche a Maceo, che sei sempre cognaci. tanto non te vedo Matteo. Ti voglio bene, sappi. Diciamo che anche a You adesso bisogna che ti faccia un come Michael le foto. Sì, in ancora di più, sì. panoramica. Ma cosa sai che ti dice quando che fa da mangiare, che fa grigliata roba, cosa che ti dice? Beh, mi dice del tutto, diciamo che ha la sua frase del tutto che non si può neanche capire tanto. Sì. Ci vuole figa ciamare, capito? Però diciamo, collegandosi un fettino, facciamo una fusion tra quello che ho detto sulle canzoni nostre e la mia scelta di diventare vegetariano, diciamo. E a un certo punto sono andato da You, ho detto, perché Yu è il re della grigliaccia. Dico, Matteo, pare, cioè proprio un po' di vergogna, nel senso, capito? Matteo, non so come dite, ma sono a metà vegetariano. Vegetariano? Ah, preferivo fratello di ciumpi, E questa qua è mio fratello. E dopo questa vi salutiamo, alla prossima puntata. Ciao, andiamo a cercare un Ciao belli! Che svolgere di morire.